Lo mio papà a 15 anni c'era mal de costat. E lo sognero a me de civada rovinata, facevo che fa de civada della cuirassa, e lo mettevo in una sacca, e chi sulle schine con quelle che scaufavo bien. E poi in altre facevano a me de ventusos. Mettevano de ventusos a me de bere sulle schine. E poi veniva tutto negro e tutto che sognava un po' in fin. Ma sapete che era pas tutto efficace. Per il mal de costat se tenia unos jours. Ero saues. Ma da qua ci arrivavo pas non iemme. E partia dal quattro mondo da qua che pelavo lo mal de costat. Io ne potevo parlare che perché perdere la mia figlia a 2 anni e mezzo della meningite. E io che dicevo che sognavo a me dei pigeons. E mascoli hanno fume. E pare che lo mascolo era lo durbiavo e lo mettevo sul capo come qua. E conosce dei mondi che sono ancora in vita a Castelnau, che pare che abbiamo male al capo e lo facevano lo rimedio. Non sapeva se era la meningite o duttavo. E la mia povera bella madre, che era di Castelnau, mi diceva che aveva 3 o 4 anni, che in corpo aveva mal di caca in fin. Se poteva pandurare, sapeva pas di che ne fa. E una vicina le dice di mettere assaggiare sul rimedio del cat. E che lì è marro, un cat è marro. E pare che tu viu, lo durbiero e lo liquefero. E la povera bella madre dice che se dicesse come non avevo pagato da quel bonetto, mi piaceva pas. E guardate quel bonetto tutta la notte, lo lendemain la cara del cat era chiuso come se sortiva da dell'ulo. E la mi ha messo che grida. A così lo come ho detto. L'anderia è un po' lo capo di una serpe. Pare che era un po' fissals. Se che quando fissava sapeva pas che era qua. E beh, pare che gli ha passato la pera come vuoi, e poi la mette in cambere d'aria. E pare che vigiavo al trelus, mi dicevo al trelus, c'est-à-dire come qua. Vigiavo all'oreola la bestia. E hai tu giuro che la pera che teneva è quella mia fortuna.